God Save the Wine, come sentite siamo in stile rock, anche Anna è perfettamente rock stasera. Stasera vogliamo giocare un po', ma come tutti i giochi vogliamo farli seri, quindi vogliamo capire il mondo del rock e il mondo del vino cosa hanno in comune, leggendolo attraverso i vari vitigni e le zone d'Italia. Qui siamo a Dogliani, siamo al Clou, che è questa vostra etichetta molto famosa di Dogliani Superiore. Si può definire Dolcetto un vitigno rock? Per me sì, io lo trovo rock perché è sempre sorprendente, piacevole ed è mai uguale a se stesso, quindi è veramente un vino rock che può dare grandi soddisfazioni sempre nel tempo. Ecco, sempre nel tempo, perché siamo abituati al dolcetto come, diciamo, un'espressione morbida, gentile, fruttata, immediata, giovane, ma si può anche, cioè come tutte le belle canzoni, invecchia bene? Sì, diciamo che negli ultimi anni della storia del dolcetto noi del Doglianese abbiamo trovato che il invecchiare e lasciare in bottiglia per più anni il dolcetto può dare anche grande soddisfazione e diventare veramente un vino anche da invecchiamento. Quindi allora, come tutti i grandi rocker, visto che nonostante quest'anno sia iniziato male per i rocker, ma si sa che il rock sopravvive e così il Dogliani va avanti. Grazie mille Anna, God Save the Wine e rock o dolcetto. Cheers.